Lei arriva da 2 giorni di Roma, i sindaci sempre sul piede costruttivo di guerra per rivendicare delle cose. Quali sono i risultati che avete ottenuto dal governo centrale e quali invece i punti su cui non ci si sente? Allora, è un momento particolarmente difficile perché noi amministratori, sindaci siamo in prima linea e quindi capiamo anche tutte le tensioni, le rivendicazioni, questo grande momento di ribellione che stanno vivendo tanti cittadini e cittadine. Questa cosa io proprio nell'intervento che ho fatto nel Comitato Direttivo Nazionale l'ho proprio portata e la considero anche molto pericolosa, è un segnale che non va assolutamente trascurato, non va trascurato perché si uniscono grandi cambiamenti che sono legati anche, pensiamo a tutti i fenomeni che stanno succedendo nella Libia, nei paesi che sono incontrollabili, non c'è una governance politica e ci sono fenomeni che in questo momento sembrano incontrollabili. La nostra regione è stata da sempre una delle regioni più ricche e invece c'è un piccolo segnale di ripresa, ma in realtà ci sono ancora molti problemi, per cui forse anche questa nostra regione, il nord, non era così abituato a momenti di difficoltà anche economica, per cui si fa più fatica anche ad essere solidali, a comprendere i cambiamenti. E ci sono grossi cambiamenti istituzionali perché il ruolo dei sindaci sta cambiando. In bene? Meglio? Sono chiamati ad essere più protagonisti, solo che, ripeto, forse tutti questi cambiamenti che per 20 anni non ci sono stati, tutti insieme, devo dire la verità, cominciano un po' a sentirsi come fatica proprio fisica e reale e forse è chiesto anche un po' troppo ai sindaci, perché noi ci siamo dappertutto e stiamo ovviamente anche prendendoci le nostre responsabilità in tutti i livelli, però non può neanche, quello che ci appare un po' è che si sta nuovamente lo Stato centrale un po' troppo scaricando sugli enti locali. Lo vediamo in termini di taglio della spesa perché purtroppo i dati stanno uscendo anche da tutte le associazioni che non sono rappresentative dei sindaci, pensiamo insomma. Quindi basterebbe un po' l'allentamento del patto di stabilità? E basterebbe non tagliare più dagli enti locali perché i risparmi, soprattutto centro-nord, sono stati fatti, i servizi non possono costare meno di quello che costano oggi. Se il tema è valorizzare il patrimonio immobiliare, bene, ci stiamo lavorando, ma il mercato immobiliare è fermo, per cui da dove possiamo recuperare i soldi? Il patto di stabilità non è stato realmente allentato, troppo poco. Parliamo dell'emergenza abitativa, la stragrande maggioranza dei comuni del nord ha propri fondi, potrebbe ristrutturare degli immobili che sono chiusi, che sono invenduti e che non servono a nessuno. Questo ad esempio è una delle proposte che stiamo facendo, ma farlo al di fuori del patto di stabilità. Sono importanti i provvedimenti in tema di edilizia scolastica, lì noi ci teniamo molto perché è giusto che le giovani generazioni siano in luoghi belli e sicuri e questo è un grande segnale, però c'è anche il tema dell'emergenza abitativa, insomma, in cui ci sarebbe bisogno di lasciare ai comuni di poter spendere un po' delle loro risorse che poi vanno comunque in un sistema, ci sono tutte imprese, aziende che poi riprendono il tessuto economico.